quando mi ricapita. La barca! La passa giù! La barca! What's up, Iesolaners? Bravo! Come avete visto nel video precedente, oggi sono a Jesolo Beach per fare una classica giornata alla Bridgman Watersport Center. Bridgman Watersport Center. Esatto. Magari vi ricorda qualcosa un video di 3 anni fa dove abbiamo provato wake surf, il fenicottero rosa e l'UFO. Visto che queste cose ci sono ancora, ma oggi vogliamo provare qualcosa di diverso, cosa faremo, Bridge? Wake foil. Abbiamo un gonfiabile nuovo solo per te, il torello, e basta. Lo slider. Lo slider. Lo slider, quello lì, che ti fai un po' le braccine. Già il nome non è male. Cominciamo? Andiamo, dai. 2 seconds later. E in uno stato abbastanza imbarazzante, sì, ecco voi lo slider. Stavo per ammazzarmi, l'hai visto? Sì. Va in acqua sta roba, non è come ha fatto, proprio va in acqua adesso. Non ho idea di cosa sia. Peter, devi farcele pagare tutte adesso. Preparati, Roby. Quella volta non potevi, non so, una scuola tipo come costruire le barche, Bridge. Perché devo fare sta roba? Perché devo fare sta roba? Tu quante volte l'hai provato questo? Io ho fatto da cavia un po' di volte, quando c'era vento, quando c'era onda. La cosa peggiore è che guida mio padre e mio papà guida 3 volte l'anno, quindi non hai metro di misura di cosa vuol dire andare forte. Perfetto. Piano. E adesso guida tuo papà. Lui. Ottimo. Ogni volta che ti vengo a trovare finisce che faccio qualche cacata. Ma per questo noi. Aia, porca puttana. Allora, oltre a Bridgman abbiamo nello slider il buon Pier e il buon Gianluca. Sempre pieno di figa qui a Bridgman Watersport. Sempre pieno di mona. Vabbè, in barca ne abbiamo, dai. Ma perché noi siamo qua e le tipe sono lì? Ciao Roby. Bene, bene. Ma si sta così? Ma stiamo partendo? È già partito? No, piano, adesso dobbiamo arrivare fuori. Aspetta un attimo, ma quanto dura sta roba? Vediamo quanto ha voglia di fartelo fare Peter. Ho già male le braccia, ve lo dico. Almeno 3 cadute le devi fare, Roby. La vedo male. Ci siamo, vai, vai. La boa? Oh, ma perché, Bridge? Perché? Senti qua che arietta. Ti dico, l'acqua nelle palline non è male. Vabbè, ma se è così è easy. Mi posso anche tirare su. Ragazzi, ma stiamo andando in Croazia o parte? Roby, si va così lo slider. Non è una cosa tanto eterosessuale questa cosa qua. Non l'ho assunto io. Così? Ah no. Chi è che fa tipo la selezione di chi viene assunto al Bridgman Me lo Watersport? chiedo anch'io ogni tanto. Vengo qua, non so da quanti anni, non ho mai visto una tipa Bridge. Ma stiamo andando così piano ancora? Ma come piano? Come Stiamo piano? ancora parlando, Roby. Porca di quella ragazzi! Allora! Fa anche le curve? Ma sei scemo! Guarda! Guarda le gambe fuori! Ciao Bridge, come va? Oh ragazzi, facciamolo tutto il giorno per favore! Ma va bene! Mi state riproducendo? La Bridge, se sale una tipa qua, via, rimane incinta? Pissio! Ti ricordi quando ho messo il laccio su per il culo? Beh, lo sento adesso. Va bene! C'è una barca, pa! C'è una barca! La barca! La barca! La passa giù! La barca! Oh! Scherzavo! Bridge, abbiamo perso della gente! Non ce la faccio più! Ma lasciamoli lì, no? Non ho più i muscoli! Perché bisogna fare contenuto? Sì, ma il contenuto non deve essere io che muoio! Aspetta, non ce la fa! Vai! Mi hanno detto che di lato è un po' più pericoloso. Stai attento Non ce la quando faccio fa più. le curve, non queste, le altre. Sì, immagino. Tirati su! E come faccio che non ce la faccio? Ah, così è più comodo. Quanto dura sta roba? Di solito? Non ce ancora. No, vabbè, è impossibile. È bellissimo. Per farvi capire che cos'è, eccoli là. Sembrano 3 pompieri che vanno a salvare qualcuno in mare, ma non lo sono. Wow! Eccoli, eccoli! Sì! Wow! Lasciamoli lì. Oh, wow! Cosa è successo? Oh! Finalmente l'abbiamo capovolto.
capotato senza di me sopra. È stato divertente, ragazzi. Basta avere un po' di muscoli nelle braccia e dimenticare di averle. Ma ora non contenti, non ci facciamo mancare niente. Proviamo. Wake foil. So che cos'è, ma non l'ho mai provato. Non lo provo io perché bisogna essere un po' abili, giusto? No, bisogna starci sopra, provarci un po' di volte Ok. e poi piano piano si capisce. Anzi, sarebbe proprio bello vederti far due capitoli. Tanto sei in acqua, dai. Lo faccio fare a loro. Andiamo. La cosa bella di avere una barca, come chiunque ha una barca. C'è la Mona! Salutate. Non sai che penso che sia il primo video dove c'è un po' di figa? Ci sei tu, spariscono. Incredibile. Quello è un foil e adesso facciamo wake foil. Barca, foil. Questa pinna fa effetto portanza, proprio come le ali di un aeroplano, e ti fa venire su. Anzi, devi stare attento tu a tenerlo giù, ed è per questo che viene fuori, perché c'ha quella parte sopra dell'ala più curva rispetto alla parte sotto. Avete presente quando una cosa è difficile da spiegare e semplice da far vedere? Ecco, Nicolas Bridgman. E bene o male funziona così. Ok, non così. Così. Eccoci qua. Merda. Ah, così proprio? Vado! Oh! Ok, non è propriamente per i principianti. Non è così facile, ma è bellissimo vedere i principianti. Adesso ne vediamo uno. Esatto, Ok. Quello giusto. Peter Bridgman, papà di Nicolas, ha la modica età di 14 per 4, 5, 6, 71 anni, signori. Te ne do uno in più che così facciamo views. Tra un mese 71. È più in forma di tutte le persone che conosco. Sicuramente più di tutta questa barca. C'è un dettaglio da dire. È la prima volta che lo fa anche lui. Bene. Ecco, senza corda è veramente complesso. Il casco è consigliato, vero Bridge? Sì, soprattutto molto. quando prendi il carbonio sotto. Meglio, sì. Comunque sta roba è assurda. È veramente complesso. Ma ora un classico del Bridgman Watersport Center, Lido di Jesolo, Venezia. Surf beach. Che sboro. Il wake surf, la specialità della casa. E non si fa così. Eccoci qua, anche senza spago. Allora. Ma ora tocca alla campionessa mondiale di wake surf, la signorina Chiara. Questa è una cosa che mi mancava proprio, vederti in acqua così è sempre bello. Guarda come twerky. Twerka un po', twerka. È una bella vita, vero? Perché andiamo in snowboard, Bridge, che non me lo ricordo? La teoria vuole che prima o poi ci si alzi in piedi, Eccola! Brava! Depilato il buon Gianluca. E incredibilmente abbiamo un'altra signorina. La Betta. No, la Betta, la Betta, la Betta. Perché non mi arriva lo starnuto? Guarda la luce. Dai. No, niente, che palle! Fastidio! Preferivo quando mi schizzava la vetta. E per chi non lo sapesse, Bridge, oltre ad essere stato in nazionale di snowboard, è leggermente un fenomeno con gli sport a tavola. Oh, sembra portato. Quando mi ricapita. Mai. Fanculo lo snowboard. Ci sarebbe stato da provare il torello, ma Ce l'hanno sgozzato. L'abbiamo preso appositamente per te. Ha rotto le palle fino adesso ogni volta a metterlo via, che ingombrava un sacco di spazio. Oggi ha andato il torello. Niente. Quindi
lo faremo l'anno prossimo, Bridge. Beh, mi ha passato lo slider, dico la verità. Lo slider sì, dai. È stato super divertente. Bridge, vado via. È sempre bello però. E tornerò presto, te lo prometto, che così tu non fai una mazza quando sono qua. E vai! E io non lavoro. Ma ok, Fioi, è giunto il momento, purtroppo per me, di rispararmi questi 100 km di ritorno dopo una giornata simile. Non che farò mai. Se ce la faccio trovate tutto su Strava, mai detta che volta. E sono pure controvento. Beh, e anche se questo video ormai uscirà quando l'estate è finita e probabilmente tornerò anche sulla neve, sì, vai, ormai non che spero più, vi ricordo che in descrizione vi lascio i contatti di Bridgman Watersport Center Lido di Jesolo Ghesboro. Se siete un gruppo di amici o se volete provare qualsiasi diavoleria che vola sull'acqua, è il posto giusto. Li trovate ogni estate all'altezza di Piazza Brescia. Divertimento assicurato con la famiglia Bridgman. Non arriverò mai però. E per fortuna che ieri sera non ho portato fuori la GoPro. Meglio così. La meraviglia di questa ciclabile da Jesolo a Treviso è imbarazzante. Con la gravel poi è una goduria bellissima. Soprattutto questo posto in particolare che si chiama Cimitero delle Barche, vicinissimo a Treviso. Meraviglioso. E direi che la mia voglia di tornare verso casa è proprio qui che si è arenata. Questa è benzina. Io mi do fuoco. Questa era bella, Fioi, fatemela passare. Sono a metà giro e so copà. Forse fare nottata ieri sera fino alle 7 non è stata una grande idea. Vabbè, ma non si molla mai. Ed è sulla Treviso Stiglia che si accendono le luci. E ragazzi, giù sui manubri e in un attimo eccomi a Bassano con una birra in mano. Salute, Fioi. E con questo effetto notturno, ricordandovi di iscrivervi al canale, non che vedo P. Ok, sono arrivato. Iscrivetevi al canale, insomma, quasi voi altri. Ciao! è sempre bello quando le ragazze ti schizzano. Acqua, forse questa la cancello.